sono convinto che non soltanto le istituzioni, non soltanto i sindacati dei lavoratori, ma anche molti degli operatori economici sono contrari, perché loro, essendo dei tecnici che lavorano in porto, sanno che c'è la dualità, o c'è il rigassificatore o c'è l'espansione a est del piano regolatore portuale. Clini stesso ha ipotizzato e forse detto che probabilmente l'approvazione del piano regolatore portuale a Roma è ferma perché è aperto ancora il problema del rigassificatore. Questa città, questo porto non sta andando avanti perché c'è la minaccia del rigassificatore. Sì, non è che siamo in questi ultimi 50 anni abbiamo corso molto. Tempo, grazie a te. Volevo aggiungere solo una nota. Grazie a te. Senza il rigassificatore, no? Non è che abbiamo corso molto, insomma. Io volevo aggiungere una nota ufficiale sulla sicurezza, visto che dovevamo parlare anche di quello. C'è stata fatta una richiesta dal Comune di Muggia all'ARPA di chiarimenti, soprattutto perché era stato segnalato dal tavolo tecnico rigassificatore Trieste il fatto che la Gas Natural avesse modellizzato le situazioni di rischio per una durata di tempo troppo breve. E questo erano 36 ore, poi portate a 72 o fino a 6 giorni alla fine, se ricordo bene. Su questo ha risposto l'ARPA con delle frasi che leggo velocemente perché sono brevissime. La base di dati utilizzata è sufficientemente rappresentativa della baia di Muggia. Il livello di approfondimento dei dati battimetrici e meteo marino è sufficiente. Il modello utilizzato Mike 3 e le simulazioni effettuate sono rappresentative delle condizioni della baia di Muggia. Le simulazioni effettuate attraverso i numerosi scenari di riferimento proposti sono state condotte nelle condizioni ritenute più cautelative e consentono di affermare che nel breve e medio periodo non vi saranno alterazioni sostanziali delle condizioni di circolazione, eccetera, eccetera. E questo per il breve e medio periodo. Dopodiché l'ARPA si esprime anche sul lungo periodo. Infine si richiama l'attenzione sul fatto che gli scenari di riferimento proposti contemplano sia scenari invernali che scenari estivi, per un totale di 24 scenari tipici. Si ritiene pertanto che l'approccio utilizzato sia cautelativo anche per il lungo termine. Questo dovrebbe mettere la parola fine a qualunque discussione sulle 36 e sulle 72 ore. Sì, a meno che non si voglia discutere sulla competenza di chi scrive queste cose. Sarebbe bello su questo che voi vi occupate aprire sempre un dibattito e spiegare alla gente, no? Ma però bevi l'acqua, sai perché ti criticavo prima? Sarebbe bello dire, io la penso un po' come la destra e la sinistra in politica, no? Io e lui siamo amici da sempre, nel senso che lui mi disse non fare il sindaco 15 anni fa, 17 anni fa. Ti ricordi? Sì, io ti ho detto dopo non fare il ma ero interessato, te l'ho detto perché ero interessato. Scusate, allora volevo dirti, è bello spiegare alla gente perché la signora Peppa capisce poco di magari, guardi, questa terminologia. Se lei mi aiuta lo faremo senz'altro. Io quando mi sono avvicinato al gas, caro bevi l'acqua, però lei mi deve promettere il GPL è stata una cosa drammatica perché non conoscevo nulla di quel problema. Poi, quando mi sono arrivato il GNL, che mi hanno spiegato che il gas arriva a 160 gradi sotto zero, eccetera, è tutta la cosa che adesso non stiamo a spiegare perché rubo tempo, pochissimo tempo, volevo dirti però, spieghiamo alla gente, perché più la gente capisce e più e meglio lavoreremo. Ecco, adesso abbiamo parlato del problema sicurezza, però ci sono altri due temi molto cari, quello dell'ambiente e quello dell'occupazione. La regia adesso manderà in onda il servizio di Andrea Marsanic sulla situazione in Croazia. Ci allacceremo poi per vedere come invece possiamo trasportare la situazione da noi. Prego. Il rigassificatore Nord Adriatico di Castelmuschio, Omišalj sull'isola di Veglia, fa gola come alle massime autorità croate. Non per niente la settimana prossima il Presidente della Repubblica Ivo Josipović, il Vicepresidente del Governo e Ministro dell'Economia Radimir Čačić e il Ministro degli Esteri e degli Affari Europei Vesna Pusic si recheranno nel Qatar per parlare del mega impianto isolano. A Doha, capitale di questo piccolo ma ricchissimo Emirato Arabo, saranno probabilmente fissate le basi del progetto che prevede investimenti per circa 600 milioni di euro. Già nel recente passato le autorità del Qatar avevano esternato uno spiccato interesse verso il terminal metanifero Vejota, la cui realizzazione ha conosciuto diverse battute d'arresto. Anni fa, dopo la nascita del progetto, le autorità isolane e regionali, l'opinione pubblica quarnerina, gli ambientalisti si opposero alla presenza di un rigassificatore a Castelmuschio, peraltro da approntare in un'area ad alta concentrazione industriale. Infatti la struttura
sorgerebbe in una zona che già comprende l'azienda petrolchimica Dina e il polo petroli dell'oleodotto Yanaf. Poi piano piano l'argomento degli investimenti e dell'apertura di centinaia di posti di lavoro fece mutare il vento, leggi l'atteggiamento verso il rigassificatore, che ora è bene accetto praticamente da tutti, con l'esclusione degli ecologisti che pretendono adeguate misure di salvaguardia ambientale. Andiamo nel Qatar per mettere in piedi una trattativa seria, in quanto il governo croato, nonostante le tante difficoltà legate al progetto, non ha mai rinunciato al terminal LNG a Veglia. Lo ha dichiarato il ministro Čačić, esprimendo la speranza che il rigassificatore possa entrare in funzione nel 2016. In pratica costituirebbe il riscatto della Croazia dopo la delusione legata al gasdotto South Stream, che porterà il metano russo in diversi paesi europei, bypassando la Croazia e negandole così ricavi e contingenti di prezioso combustibile. Bevilacqua, in Croazia forse l'aspetto occupazionale alla fine ha vinto sull'opinione pubblica, no, rispetto a quello ambientale. Qui come è un impianto diverso, un tessuto antropico diverso, l'impianto potrebbe essere accettabile, anche se bisogna dire che è un impianto vecchio. La tecnologia fa impianti senza l'uso di cloro e con altre tecnologie. Quello è un impianto vecchio. Potrebbe essere una soluzione, ma ce ne sono di migliori. Zambon? Ma guardi, dal punto di vista della sicurezza il punto è piuttosto semplice. Il rigassificatore proposto a Zaule è un impianto industriale, quindi inquina. Come qualunque cosa, le automobili inquinano, la stessa vita inquina. Se per inquinamento si intende il fatto di trasportare in una zona delle sostanze che altrimenti non ci sarebbero. Il punto è quanto inquina e a fronte di quali benefici. Questo è. Esistono delle normative che dicono quanto può inquinare, quanto può raffreddare l'acqua. Quanto inquina? C'è il rischio di una seconda ferriera, come dice qualcuno? Allora, secondo le simulazioni che sono state fatte e secondo i tecnici che hanno analizzato tali simulazioni, assolutamente non c'è nessun rischio di tale seconda ferriera. Questo perché il rigassificatore, se è vero che da una parte ha un flusso d'acqua d'uscita di 800.000 m3 al giorno, come indicato giustamente dal tavolo tecnico del rigassificatore Trieste, è anche vero che il dato di 800.000 m3 al giorno di acqua che viene riversata nella baia di Zaule, clorata, diciamo, è raffreddata di 5 gradi, è un dato che non ha senso se preso da solo. Che cosa sono 800.000 m3? Sono un'inezia rispetto alla baia di Zaule. Io ho fatto dei conti. Mi consente, ingegnere, un attimo, ma in questo momento Elettra sta scaricando acqua calda a Muggia, certo, nel vallone. Allora io dico, se scarichiamo acqua calda da Elettra, non potremmo usare, chiedo scusa che non sono tecnico come voi, ma se abbiamo l'acqua calda che la scarichiamo in questo momento, non potremmo scaricarla per utilizzare e fare un cambio. L'acqua calda da una parte per raffreddare. È vero, però mi fa paura. È vero, però non è chiedo così. scusa, no, ma la normativa prevede che ma sai cosa scarichiamo di acqua calda? Lo so, ma questa è una scienza al tavolino, un po' maccheronica, capisce? No, ma io lascio a voi tecnici. Allora, il punto in questo caso è che è vero che il fatto che Elettra scarichi acqua calda migliora il funzionamento dal punto di vista del rigassificatore, però il rigassificatore deve essere approvato dal punto di vista normativo come impianto a sé stante ed è sufficientemente non inquinante anche come impianto a sé stante. Il fatto che ci siano gli scarichi di Elettra lo rende ancora meno inquinante, il fatto che ci sia il Rio Ospo che spesso movimenta le acque molto di più lo rende ancora meno inquinante, ma queste cose non sono state tenute in considerazione nelle simulazioni per prendere proprio il caso peggiore. Ingegnere, posso farle una domanda? Lei è un ingegnere elettronico, vero? Sì. Le analisi le fa da solo lei o fa parte di un'equipe? Le aiuta? No, io non faccio nessuna analisi, io mi fido di quello che fanno gli altri. Lei si fida di quello che dicono gli altri? Certo. Lei in area si occupa di impianti antincendio per caso? Anche, certo. Per caso lei ha un contratto con la Gas Natural, ha qualche interesse negli impianti di rilevazione? Allora guardi, se vuole di questo le rispondo in tribunale su questa cosa qui. Io ho solo fatto una richiesta, può anche farlo, certo. Io sono qui come libero cittadino che si è formato un'opinione. Che senso ha? Lei è un libero cittadino che dà la sua opinione. Che si è formato un'opinione sulla base delle mie competenze. Quando abbiamo fatto una cosa così intelligente, grazie anche all'amico sindaco, dico perché dobbiamo sporcare sempre tutto? Basta già leggere i giornali per sporcarci alla mattina, no? Allora cerchiamo di essere, visto che siamo seri. No, non so se aveva finito però. Vorrei rispondere a Bevilacqua, che io ho fatto il sindaco per 15 anni
e ho ancora la fedina penale in tonsa e ci tengo a dirtelo. Buon per no? lei? No, certo buon per me, ma non è un miracolo, è anche un po' di Possiamo evitare capacità. adesso... Vorrei anche riportare un pochino il discorso su quelle che sono le cose che interessano a questa comunità, che sono sicuramente la sicurezza. Io non ho la sua granitica certezza, tanto è vero che ingegnere noi abbiamo anche fatto degli esposti, ci siamo avvalsi della magistratura sia amministrativa, perché abbiamo riscontrato parecchie irregolarità, sia di quella penale, e lì si dice che irregolarità di carattere penale probabilmente, non dicono loro, non ce ne sono, dicono i magistrati, anche se problemi di carattere amministrativo ce n'è. Ma io vorrei riportare la discussione a quella che secondo me è l'incompiuta, la risposta mai data. È vero, ingegnere, come lei anche credo abbia scritto da qualche parte, mi sono documentato e ho letto, ci sono, e l'ha ricordato anche Roberto, altri siti nei quali c'è il rigassificatore. Intanto a Barcellona c'è il Montjuïc, tra la città e il rigassificatore, quindi comunque c'è una montagnola. Parlavo per incidenti. Aspetta, io sì, parlando di incidenti proprio, io qui, e poi non si possono far vedere, ma chiunque può andare in internet, in rete e farsi una ragione. Guardate, vi prego, quelli che sono i siti che sono stati prescelti per gli ultimi rigassificatori, compreso quello di Rotterdam, compreso quello alle foci del Rodano. Sono in aree completamente industriali, con il mare aperto, per cui la nave se ne può scappare immediatamente, e sono a una distanza minima dai 6 ai 6,5 km dalla prima casa. No, e poi per Rotterdam soprattutto non è vero. poi è così, è così. E poi andate a vedere, sempre vista dall'alto, quella che è il vallone di Muggia. Metteteci vicino 3 navi al giorno. Guardi, le ho qui dopo tutte e due le cartine rigassificatore, esattamente. le ho qui. Guardi, nel caso del rigassificatore di Rotterdam, Ecco, la bocca d'ingresso del porto di Rotterdam sono 700 metri. Poi io ho finito. E voglio dire, detto questo, ciascuno si può fare un'idea. Ripeto, nessuno dice di no. Ragioniamo sui gasdotti, ragioniamo sugli impianti, perché Roberto hai ragione tu che insomma qualche cosa bisogna fare, ma il punto è non che no. La domanda che io mi pongo, si può fare meglio del rigassificatore incuneato, non incastonato, ma incuneato a Zaule? Si può pensare a qualche cosa di diverso, meno impattante, magari anche non scoppierà, ma se solo quella piccola probabilità esiste che scoppi e io lo posso fare da un'altra parte e probabilmente ci spendo meno e accontento più gente, perché non lo faccio da un'altra parte e lo devo fare lì? Questa è la mia domanda. Oggi ho sentito una cosa estremamente intelligente che hai detto tu sulla possibilità di fare un'isola che dovrebbe servire la Croazia, la Slovenia e l'Italia. Anche meno di un'isola. Non ci vuole nulla, no? Perché proviamo a immaginare. Tant'è però che, ripeto, per quello che mi riguarda, una volta per tutte, io mi ero interessato solamente perché c'è un'area lì abbandonata da 100 anni, da 80 anni, su questo credo che siamo d'accordo tutto, che è altamente inquinata, che al Parlamento ci sono state centinaia di interrogazioni su cosa faremo di quell'area, che è coperta con morca di petrolio sotto, eccetera. Questo era il mio interesse e dopo naturalmente avevo trattato l'interesse dei cittadini con le royalty e con 1 miliardo e 200 o 300 milioni di cubi che andavano a beneficio della città e ovviamente, scusami se mi permetto, anche della provincia. Finisce lì. Dopo ai tecnici l'ardua sentenza su tutte le cose dell'acqua, però non sempre col sospetto, ma con la positività di chi vuole fare qualcosa. Scusate un attimo, battuta finale al sindaco Nesla, dai, che abbiamo 30 la secondi. Battuta finale. Ma le chiedo solo una cosa, perché c'è una domanda precisa. Qui vediamo posizioni molto diverse. L'iter però è già agli sgoccioli. Quindi cosa contate di fare voi che siete contrari al rigassificatore? Noi faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi, l'abbiamo già fatto e continueremo a farlo. Noi non siamo così pessimisti, la battaglia non è perduta. Ma ci sono ancora possibilità legalmente, burocraticamente? No, ragionevolmente. La ragione è l'economia, dottoressa Stern, la ragione e le scelte economiche devono prevalere. Grazie a tutti, il tempo a nostra disposizione è davvero terminato. Grazie di attenzione, buona serata.